Mi commuove che il sindaco di Agrigento, Calogero Firetto, ha lasciato le corone davanti ai portoni del cimitero, sia a Pianogatta che al cimitero di Buonamorone. Mi commuove veramente e mi commuovono tutti quelli che portano la spesa a casa oppure si trovano in dei magazzini per fornire la spesa, magari consiglieri comunali o assessori o qualche magari rappresentante che non è il sindaco e che distribuiscono la spesa. Sarebbe stato meglio che a distribuire la spesa dovevano essere predisposti dei civili oppure della protezione civile, perché si potrebbe ravvisare una sorta di compiacenza nel fare questo in previsione delle campagne elettorali comunali. E poi mi rivolgo anche ai deputati regionali e nazionali. Come mai qui ad Agrigento ancora, mi dice qualcuno, non ci sono gli apparati respiratori per la rianimazione in caso di un'emergenza da Covid-19? Come mai il nostro ospedale non è attrezzato per il Covid-19 con i respiratori? Aspettiamo questi respiratori. Invece di fare interventi televisivi o giornalistici o attraverso Facebook, i politici invece di parlare del Covid dovrebbero sbracciarsi le maniche per andare a rintracciare le necessità per le emergenze, come il respiratore e tante altre cose, mascherine e anche i guanti e anche i camici per gli addetti ai lavori, infermieri, medici. Come mai non hanno previsto di creare il centro Covid in una parte isolata della città invece di usufruire dello stesso ospedale, che potrebbe essere una causa di propagazione dell'epidemia e quindi potrebbe causare ancora più decessi? Ora io dico, non sarebbe bene cercare subito, immediatamente, di sbracciarsi le maniche un po' tutti, dai deputati agli altri, per cercare di trovare una soluzione adeguata e subito rimpiazzare le necessità urgentissime per la prevenzione dei medici e dei parasanitari come gli infermieri e altri. Per cui praticamente lasciamo stare le corone dei fiori, lasciamo stare i discorsi fatti per via di online. Andiamo a creare la possibilità che se succede qualcosa ad Agrigento i cittadini possono essere rispettati, perché fino ad ora non vedo che il cittadino venga rispettato dalla classe politica che ci sta rappresentando.